E dunque sono in crescita le vittime nei luoghi di lavoro in Veneto, dove il fenomeno delle morti bianche sta diventando allarmante. Aumentano anche le denunce di infortunio e la regione scivola dalla fascia di rischio gialla a quella arancione. Arianna Garavaglia. Sale la curva dei morti di lavoro in Veneto, 38 nei primi 5 mesi dell'anno. Nel 2020, nello stesso periodo, erano stati 35. Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, 31. Numeri INAIL, statistiche, dietro storie e persone. L'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro della società di consulenza Vega Engineering di Mestre raccoglie ed elabora i dati dell'istituto e attribuisce fasce di colore alle regioni che rispecchiano il rischio di mortalità sul lavoro. Il Veneto è arancione. Le province con il maggior rischio sono Orvigo, seguita da Belluno, Verona e Vicenza. Il Veneto, che prima era sotto la media nazionale fino all'anno scorso e quindi si posizionava in zona gialla, quest'anno ha un indice di incidenza, ossia quanti infortuni mortali rispetto a quanti lavorano, che ha superato la media nazionale. In Veneto poi crescono di oltre il 40% le denunce di infortunio, 38.000. Sanità, manifatturiero e trasporti i settori più colpiti. A livello nazionale a morire sono soprattutto i lavoratori dei trasporti. La fascia più a rischio è quella degli anziani sopra i 65 anni. L'Osservatorio di Mestre monitora i dati da un decennio. Le vittime in Italia sono attorno alle 1.200 l'anno, un numero costante. Il motivo del fatto che non cambia probabilmente è anche dovuto a tutta questa continua incertezza lavorativa, perché c'è molta mobilità nel mondo del lavoro. Molta mobilità significa quindi persone che hanno poca esperienza, che vanno in luoghi di lavoro che non conoscono.